Buongiorno a tutti, aprirei la giornata di studi e inviterei sul palco il socio Giovanni Tomasi per la relazione Organisti e musici a Ceneda, Serravalle e dintorni nei secoli XIV e XVII. Buongiorno a tutti, si sente? No. Si sente adesso? Buongiorno, allora la mia relazione ha delle motivazioni ben precise che sono quelle della scarsità di studi in questo specifico settore che è la musica, la storia della musica, nella sinistra piave. Per questa zona abbiamo, per i periodi antichi, solo il lavoro di un vicentino, il professor Della Libera, che ha fatto gli organi della diocesi di Vittorio Veneto nel 1966 e ha dato un'occhiata anche a tutto quello che si poteva trovare, o insomma a parecchio di quello che si poteva trovare sugli organi precedenti. Poi c'è la tesi di laurea di Ciciliot, del 72-73, come vedete sono robe abbastanza vecchie, sulla cappella musicale della cattedrale, e che poi è stata stampata con una tiratura privata nel 78. Tiratura privata vuol dire che è stata fatta dal Lions, ma non ha avuto praticamente circolazione, a 6 mani, Ciciliot, Casagrande, Fontebasso. Poi c'è il mio lavoro sulla diocesi, dove naturalmente ho parlato di organi e di organisti, dove li ho trovati, ma si ferma al 1580. Questo è particolarmente evidente, questa mancanza di studi, vedendo invece i dintorni. Il Friuli, da 50 anni a questa parte, sta facendo un lavoro a tappeto esaustivo, sì, sulla musica, organi e cappelle musicali su tutto il territorio, e è molto avanzato. Il professor Metz ha iniziato, poi Colussi ha continuato e altri. Il Cadore da una quindicina di anni a questa parte, con gli studi di Bortolotti, di Maierotti, di Zanderigo, sta facendo un grosso lavoro sugli organi del Cadore. Per quanto riguarda Belluno, già nel 1885-90 Francesco Praloran aveva dato tutte le informazioni possibili riguardanti la musica nei suoi vari aspetti in città, e per quanto riguarda Treviso negli ultimi 100 anni ci sono stati parecchi lavori in questo campo. Come vedete la nostra zona brillava per la carenza di documentazione, quindi io, limitatamente al territorio che va da Follina a San Cassiano, con un particolare riferimento al Vittorio Veneto, ho cercato di colmare almeno una parte di questo vuoto. Ecco, le documentazioni che ho trovato io riguardano 150 persone, 148 per la precisione. Quindi sono schede, sono 67 fra organari e organisti, c'è tutta la lista degli organisti sia della cattedrale che di Serravalle, 62 sono musici e cantori e 19 persone sono comunque che c'entrano con la musica. Quindi un numero abbastanza consistente che copre il periodo dalla fine del 300 fino agli inizi del 700. La prima documentazione di organi che abbiamo è quella della cattedrale, risale al 1375 ed è rappresentata da una lettera che un pievano di Venezia scrive all'allora vescovo di Ceneda, Gasberto di Orgoglio, dicendo che fra pochi giorni arriverà a Ceneda pre Andrea da San Silvestro, vedrà l'organo e consiglierà se sia il caso di comprarne uno nuovo o di aggiustare quello esistente. Questa lettera è tutto quello che abbiamo, e si può aggiungere che dai libri della Massaria non ci sono spese per l'organo successive al 1375.
per cui bisogna arguire che quello che c'era è stato aggiustato, forse l'ha aggiustato lo stesso pre Andrea di San Silvestro, il quale da altra fonte sappiamo che era organista della Cappella Marciana, quindi grosso personaggio. Probabilmente si intendeva anche di organi come organaro, quindi l'ha potuto aggiustare perché non ci sono spese di acquisto. Si arriverà al 1533 prima di comprare l'organo di Vincenzo Colombo. Questo organo del 1375 della cattedrale era un organo molto piccolo, un portativo, cioè un organo trasportabile, e noi non sappiamo di quando a quando dati, però i libri della massaria della cattedrale iniziano dal 1340 e sono abbastanza continuativi. Non ci sono spese per l'organo fra il 1340 e il 1375, per cui bisogna arguire per forza di cose che l'organo sia precedente, quindi è un organo dell'inizio del 300, minimo, che pone la cattedrale in buona posizione con tutte le altre chiese importanti dell'Italia nord-orientale. Sempre nel 300 abbiamo notizia di un organo, questo l'ha pubblicato Bassolunghi, nel 1399 all'Abbazia di Follina c'è presente un organo. L'Abbazia di Follina è un po' un faro di luce che copre tutto il Veneto settentrionale, non solo dal punto di vista musicale ma da tutti i punti di vista. Questo nella seconda metà del 3, sono 2 organi in tutto. Alla metà del 600 gli organi sono diventati 8, perché c'è l'organo della cattedrale, a Serravalle ha 4 organi, nella chiesa di Sant'Andrea di Bigonzo, di Santa Maria Nova, nel convento di San Giovanni Battista e nel monastero di Santa Giustina, quindi 4. 2 esistono in Valmareno, quello della Follina, che nel frattempo se ne sono comprati uno nuovo, e un altro probabilmente a Cison, e un 8° organo è a San Cassiano. Può darsi che ce ne fossero altri, ma io non ho trovato documentazione. Comunque vedete c'è un bel salto da 2 a 8. In proseguo poi praticamente ogni chiesa, nell'800 ogni chiesa ha l'organo. Vi faccio rimarcare subito la grossa differenza che c'è fra Ceneda e Serravalle. Un organo a Ceneda e 4 organi a Serravalle. La stessa differenza si vede anche negli addetti alla musica. Nella cattedrale di Ceneda gli addetti sono, gli incarichi sono dati dal capitolo e quindi ci sono le delibere e sono un organista e 3 cantori. Perché l'anno precedente, 1649, c'è stato l'ultimo maestro di cappella, dopodiché per ragioni economiche la cattedrale non ne ha più avuti. Quindi in tutto sono 4 persone, più c'era uno zago a turno, cioè un chierichetto in pratica a turno, che azionava i mantici dell'organo. E questa è tutta la dotazione della cattedrale. A Serravalle, senza parlare dei conventi e dei monasteri che hanno una loro organizzazione, la comunità e quindi le delibere si trovano nelle delibere del Consiglio Comunale, mantengono un organista, un maestro di cappella o primo musico, 6 cantori del coro, un addetto ai mantici e un musicista. Il musicista di solito è un suonatore di violino, ma ho trovato anche suonatore di corno e suonatore di viola. 10 persone quindi, vedete, 10 persone solo dal punto di vista del comune, senza i religiosi. Vedete una grossissima differenza. La stessa differenza si vede dal fatto che mentre a Ceneda tutti gli organisti, tranne uno, sono stranieri, a Serravalle a partire dal 1585 tutti gli organisti, tutti i musici e tutti i cantori sono serravallesi. Quindi vuol dire che in città si è creata non solo una sensibilità musicale particolare espressa dalle delibere del Consiglio, che fra l'altro paga anche o un maestro di grammatica o un ripetitore per insegnare musica a chi vuole, a chi vorrà impararla. Quindi esiste una sensibilità musicale, esiste una specie di scuola musicale in città.
Quindi si vede una differenza piuttosto decisa fra le due cittadine. Tenete presente che Serravalle non ha neanche 3.000 abitanti, quindi mantenere 10 persone solo per l'organo è tanto. E fra l'altro, parlando di sensibilità, bisogna dire che il Consiglio Comunale di Serravalle ha anche una sensibilità sociale che si vede dal fatto che gli addetti ai mantici dell'organo per almeno 75 anni sono ciechi, quindi vuol dire che il Consiglio teneva presente anche queste persone disagiate che potessero avere un lavoro. 40 anni abbondanti ci sarà l'orbo da Longher che sarà addetto ai mantici. Ecco, questo diciamo allargamento musicale, quindi questa presenza di organi, farà sì che in questo nuovo mercato si inseriscano anche delle botteghe di organari. E quindi io in zona, diciamo, che non vengono da fuori, io ne ho trovate due, tutte e due a Belluno. La prima sono i Ferighi che lavorano fra Belluno e Feltre. Il primo è un maestro di musica e poi per generazioni ci saranno i suoi discendenti. Io li ho trovati per 70 anni, che vuol dire che almeno 3 o 4 generazioni di questa bottega, diciamo, di organari ha lavorato qui, ma questi sono attivi fra Agordo e Pordenone, quindi è una zona abbastanza vasta. Sempre a Belluno, a partire dal 1630, c'è un altro organaro, Artuin di cognome. La sua è una famiglia di falegnami presente a Belluno dalla seconda metà del 5, ma fa il salto di qualità con lui verso il 1630. Anche questo trovato qua, ma lavora anche fuori. Come i primi del Settecento ci sono due organari cadorini di cui si trova traccia qua, che sono Niccolò Genova e Valentino Zuliani. Valentino Zuliani è degli Zuliani Porte di Ferro, quelli che hanno il Palazzo Zuliani, oggi sede della diocesi. E sullo Zuliani Maiarotti, che è qui presente in sala, ha fatto un bel saggio alcuni anni fa. E anche di loro si trovano notizie, anzi le prime notizie sono qua. Ecco, interessandosi di questa cosa per me è piuttosto strana, tutto sommato, visto che c'è un mondo dietro, un mondo di studi sull'organaria che risale almeno agli ultimi 400 anni, nel senso che i primi libri di organi e organistica che io ho visto sono dell'inizio del 600, ma probabilmente ce ne saranno anche di prima. Esistono riviste specializzate su questo particolare aspetto della cultura e quindi c'è un mondo e devo dire che studiando anche quella che è una zona periferica rispetto all'Italia si trovano notizie che servono per l'organaria italiana, quindi che superano di molto quelli che sono i confini locali e vanno a inserirsi in una storia più generale che è italiana e anche europea. Vi cito subito alcuni casi. Uno dei migliori organari, uno dei più noti organari del Cinquecento è il monferrino Vincenzo Colombo, che lavora a Venezia, e qui a Serravalle c'è il primo strumento noto perché nel senso verrà fuori, costruito dal Colombo nel 1527, che è l'organo. Lui, fra l'altro, cosa è successo? Che nel 1526 il Consiglio Comunale ha deciso di comprarsi un organo nuovo per Santa Maria Nuova, quindi manda un messo a Venezia per cercare fra gli organari veneziani qualcuno che possa fare un'offerta. Ricevono due offerte, una è quella di Vincenzo Colombo, che è una circostanziata perché c'è anche una piccola descrizione dello strumento.
Abbiamo quindi, lo strumento non esiste più, ma abbiamo la descrizione del tempo e abbiamo le misure, perché le portelle dell'organo ci sono ancora, sono quelle che sono state dipinte da Francesco da Milano, sono 3,20 metri per 2, quindi rendetevi conto delle grandezze che aveva quest'organo, perché sono 2. Quindi questa è una novità per questo importante organaro. Risponde sempre al Consiglio Comunale anche un altro organaro di Venezia, Fra Armonio. Questo Fra Armonio, che offre uno strumento che costa il 10% in più rispetto a quello di Vincenzo Colombo, per cui non verrà scelto, è un personaggio molto importante di Venezia. Lui è abruzzese di origine, un frate crocifero, è a Venezia dal 1500, circa dal 1500, sarà organista della Cappella Marciana per 36 anni fra il 1516 e il 1552, però è noto non solo come organista ma anche come letterato, perché scrive una commedia che si chiama Stefanus, che è stata rappresentata in un monastero di Venezia. La commedia è stata stampata nel 1501 e avrà a Venezia e avrà una successiva ristampa a Vienna pochi anni dopo. Quindi questo poi è poeta, è dentro nel bel mondo, diciamo, culturale veneziano, ha una scheda anche sul dizionario biografico degli italiani. Quello che non si sapeva assolutamente, quindi è una novità proprio di questo convegno, è che questo Fra Armonio fosse anche organaro, perché non è essere organista e essere organaro non è proprio la stessa cosa. Lui fa una proposta e il messo, che porta la proposta di Fra Armonio, dice: guardate che questo è uno degli organari più famosi d'Italia. Questa è una novità, se non ci fosse questa lettera non lo sapremmo. E ha appena costruito, questo serve per l'organaria europea, l'organo per la cattedrale di Candia nell'isola di Creta, del valore di 800 ducati. 800 ducati è il triplo del costo dell'organo che lui aveva offerto per Serravalle. Quindi, come vedete, si trovano notizie importanti per l'organario, non solo italiana ma anche europea. E sempre per stare in campo europeo, visto che l'assessore vuole che Vittorio diventi, e giustamente anche perché per il centenario andrebbe benissimo, faccio presente che qui in zona ha lavorato anche un organaro francese piuttosto famoso, si tratta di Martino Datis. Lui è di Soissons in Piccardia e i suoi lavori sono documentati in uno spazio geografico che va da Genova a Sebenico, cioè tutta l'Italia settentrionale, l'Istria e la Dalmazia fino alla Dalmazia centrale, perché Sebenico è un bel po' sotto Zara. Quindi, come vedete, si tratta di un personaggio piuttosto importante e alla metà del Cinquecento lavora anche qua alla cattedrale. Anche queste sono cose nuove che vengono a portare tasselli alla storia musicale italiana e anche europea. Per quello che riguarda invece in sede locale, sì, ci sono 150 schede, quindi chi vuole può divertirsi, più tutte le documentazioni che non si riferiscono a persone ma a cose. Vi parlerò di alcune persone che mi sono state più simpatiche fra queste 150. Allora, il primo è Fra Bonaventura Casoni, di buona famiglia serravallese, era noto perché è stato pubblicato nel libro dell'Imperio sui Casoni. Lui è stato ammazzato il 29 settembre del 1623 al convento di San Giovanni Battista di Serravalle mentre suonava l'organo. È stato ammazzato da un conterraneo, una faida locale o qualche altro motivo. Questo era tutto quello che si sapeva. Io posso aggiungere che questo era frate già nel 1584, quindi 40 anni prima, e quindi è morto anche in un'età abbastanza avanzata, perché se era per 40 anni frate, ma lo sarà stato anche prima, siamo oltre la sessantina a quel punto. È un personaggio notevole,
notevole perché nel triennio 1595-1597 è stato organista della cattedrale di Belluno, che ha una bella serie di organari trovati appunto da Francesco Prarolan, c'è anche lui per 3 anni. Successivamente nel 1602, nel primo semestre del 1602, sovrintende i lavori di ristrutturazione del convento di San Giovanni di Serravalle, e nel 1616-1617, per un biennio, sarà guardiano del convento di San Francesco di Conegliano. Guardiano non è quello che apre la porta, guardiano è quello che comanda, che dirige il convento. Quindi per avere avuto queste 3 documentazioni importanti vuol dire che era una persona valida. Questo è uno. Il secondo è l'unico organista che sia cenedese e che ha lavorato nei secoli che ho studiato io, cioè fino all'inizio del Settecento a Ceneda. Qui li prendevano tutti da fuori, con un regolare concorso li prendevano fuori. Solo uno è cenedese. È cenedese perché è nato a Ceneda nel 1575, si chiama Gottardo Zanucchi, o Zanucco. Suo papà, Jacopo Zanucco, è venuto giù da San Vito di Cadore 10 anni prima, nel 1565, si è sposato qua e i suoi figli nascono qui. Il padre faceva il ciabattino, quindi lavorò al cuoio, e quindi abbiamo una serie di attestazioni di pagamenti a Jacopo Zanucchi, perché è lui che ha rimesso le copertine ai messali e ai libri della cattedrale. Non solo, è lui che aggiusterà gli organi, i mantici degli organi che sono di cuoio, e sempre della cattedrale. Poi ha questo figlio che sceglie la carriera ecclesiastica, quindi lui, per fargli la dote ecclesiastica necessaria, vende dei terreni a San Vito di Cadore, e di questo ho trovato l'atto. Il figlio poi diventerà prete. Come prete è cappellano della chiesa di Santa Maria di Meschio e mansionario della cattedrale. Il mansionario è già una carica abbastanza importante. Sarà organista della cattedrale per oltre un decennio, fra il 1596 e il 1607. Poi a partire dal 1616 verrà preso come corista, quindi come cantore, e siccome in quel periodo i maestri di cappella sono spesso assenti, lui ne farà le veci fino al 1636, quando viene lui incaricato di diventare maestro di cappella. Lo sarà fino al 1644. Questo personaggio è molto ben voluto e stimato dal capitolo, per cui ci sono parecchie procure del capitolo a lui per andare a fare varie mansioni, specialmente nel sud della diocesi, e quando si ammalerà nel 1644, per cui non potrà più lavorare, quindi non potrà più avere stipendi, e ci penserà il capitolo stesso, segno di una notevole stima nei suoi confronti, a pagargli un minimo di stipendio fino alla morte, che sarà nel 1645. Lui fa lasciti a varie chiese, per cui la cattedrale dove vuole essere sepolto, il resto lo lascia a suo nipote, figlio di suo fratello. La famiglia Zanucchi poi continuerà a Ceneda. Ultimo, anche perché ultimo personaggio che vale la pena di ricordare, ma insomma ce ne sono tantissimi. Ricordo questo perché è simpatico per il suo carattere. È uno che si chiama Oliviero Ballis, è nato a Crema nel 1540 e voi sapete Crema è in provincia di Cremona, ma era corpo separato che faceva parte dello Stato Veneto, che c'era una podesteria veneziana, per cui lui è anche un cittadino, diciamo, o connazionale per meglio dire. Questo Ballis nasce a Crema nel 1540 e a partire dal 1554, cioè a 14 anni, comincia a diventare cantore della cattedrale di Crema.
e lo sarà sino diventa prete e sarà cantore fino al 1577 quando se ne andrà. Su di lui è stato fatto recentemente da gente di Crema, da uno studioso di Crema, Licini, uno studio abbastanza approfondito. Dice che se ne va nel 1577 senza che nessuno protestasse perché aveva un pessimo carattere. Questo prete si passa da Crema a Padova, dove farà il musico e il cantore dal 1577 all'anno 1600. Nell'anno 1600 entra in lite con i suoi datori di lavoro. È per questo che ve lo racconto, perché è simpatico il carattere che ha questa persona. Entra in lite con i suoi datori di lavoro, quindi se ne deve andare perché lo espellono, non le rinnovano più l'incarico, e quindi passa qui a Ceneda, dove diventerà maestro di cappella, quindi non organista ma maestro di cappella. Fra l'altro questo è un compositore, quindi diciamo sono note parecchie opere fatte di lui, alcune anche in onore dei vari vescovi locali, tutte stampate a Venezia. È un personaggio abbastanza famoso. Io ho curato solo la parte cenedese di questo perché su di lui esiste già abbastanza bibliografia. E qui a Ceneda diventa maestro di cappella fino al 1600, dal 1600 al 1617. Però nel 1611 insulta, prende a male parole, un canonico della cattedrale, per cui viene immediatamente sospeso dall'incarico e rimarrà senza stipendio, senza incarico per alcuni mesi, finché decide che è meglio per lui se si scusa col canonico, con tutto il capitolo, e fa domanda che lo riprendano a fare il maestro di cappella, e quelli va bene. Diciamo che per 6 mesi e lui è fuori, ma poi rientrerà. Muore a Ceneda, e anche di questo, come di Gottardo Zanucchi, ho trovato il testamento. Praticamente lui nel suo testamento, dopo i soliti lasciti alla chiesa, le decisioni di dove deve essere sepolto, metà, tutto quello che possiede a Ceneda lo lascia alla sua perpetua, una veneziana. Tutto quello che possiede a Crema lo lascia al nipote, il fratello il suo fratello, diciamo. Ecco, questi sono i 3. Beh, vi faccio uno così, un altro a caso. Questo non è né un organista né un cantore, è ufficiale, diciamo ufficiale nel senso che abbia un incarico dato dal consiglio o da qualcun altro. È un bellunese, si chiama Vittino da Pedeserva. Pedeserva è una frazione del comune fra Ponte nelle Alpi e Belluno. Sapete, c'è la montagna detta che si chiama Serva, sotto c'è un piccolo villaggio che si chiama Pedeserva. Lui è presente a un matrimonio nel 1465 da buone famiglie i 2 ragazzi sono tutti di buone famiglie cenedesi, e lui è sinfonizzator, cioè zampognaro. È stato chiamato in pratica al matrimonio, alle feste di matrimonio, per suonare la cornamusa, e essendo anche persona un po' fuori dalla norma, è presente come testimone nell'inventario totale della sposa. Quindi questa è, diciamo, una particolarità. Ecco, io direi che a questo punto chi vuole poi ha da divertirsi, e ce n'è per tutti quanti, perché specialmente per i seravallesi, ma in questa relazione io ho trovato tantissimi stranieri, ci sono 3 fra francesi e fiamminghi, ci sono parecchie da tutta l'Italia, insomma, compresa l'Italia centrale, quindi veramente è stata una ricerca che mi ha dato soddisfazione anche per le implicazioni, diciamo, italiane, non solo locali, ecco. Grazie.